Venezia ha perso l'occasione del PNRR, è stata una scelta politica quella di non investire in questo territorio, di non fare le bonifiche a Porto Marghera, di non attuare la ZLS. Invece servono queste scelte, come serve anche costruire una nuova industria, un'industria culturale che può essere un volano per Venezia e per tutto il Veneto. È un atto d'accusa politico, quello che parte dalla CGIL alla luce dell'ultima ricerca sull'occupazione a Venezia. Dati riassumibili in pochi concetti: lavoro precario stagionale e stipendi poveri. I dati INPS confermano il peso preponderante dell'attività turistica, che rappresenta quasi il 30% di tutti i dipendenti privati. Scelte imprenditoriali e politiche, sostiene il segretario generale della CGIL Venezia Daniele Giordano, continuano a spostare il mercato del lavoro dal manufatturiero industriale ad un terziario fortemente indirizzato al turismo. Il tessuto economico produttivo della realtà di Venezia è profondamente cambiato. È cambiato negli anni, non solo per la monocultura turistica, non solo di fronte al fatto che il turismo e quello che ruota attorno al turismo, pensiamo alla ristorazione, gli alloggi, sono diventati i primi settori del nostro territorio, ma anche perché emerge in modo chiaro la precarietà dilagante, precarietà e bassi salari che riguardano in particolar modo le donne. I contratti a tempo indeterminato sono solo il 10%, mentre più della metà delle assunzioni, anche nelle imprese di maggiori dimensioni, sono per lavoro in somministrazione, stagionale e a chiamata. Quello che chiediamo sono cambi di passo radicali alle istituzioni, a Comune di Venezia e a Regione Veneto, che non possono continuare a guardare da un'altra parte, ma devono investire risorse, ingenti risorse nel territorio veneziano, perché altrimenti Venezia è destinata ad essere un'economia precaria, stagionale e sempre più povera.